Dopo 2 turni di mandato crediamo che sia giusto un'alternanza, una rotazione, proprio per evitare che si consolidino posizioni di potere. Questo soprattutto ovviamente quando si hanno delle grandi responsabilità, quindi francamente è una partita tutta interna alla maggioranza, stanno litigando su questo, insomma sono partite che non ci appassionano, cerchiamo invece di lavorare su progetti concreti, su prospettive concrete. Anche da parte vostra l'approvazione per il nuovo governatore del Veneto Giovanni Manilla? Ma non abbiamo chiuso ancora nessun accordo, si sta lavorando, insomma si sta lavorando per cercare di definire un programma che sia efficace per offrire alla comunità veneta una prospettiva concreta, plausibile e credibile a misura ovviamente del miglior benessere della comunità veneta. Per quanto riguarda quel candidato sarà sicuramente un passaggio importante, ma nulla ancora di definito.